Sarà una visita breve, ma già l'annuncio lascia presagire la commozione del momento. Papa Francesco sarà a Re di Puglia il prossimo 13 settembre in visita a Sacrario Militare e anche al cimitero che nella stessa località isontina accoglie le spoglie di 15.000 caduti dell'esercito austro-ungarico. Una messa commemorerà i caduti di tutti i conflitti nel centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Un momento di riflessione per tutte le guerre, per i milioni di uomini scomparsi, proprio mentre i fuochi incrociati solcano i cieli di tanti, ancora troppi, territori martoriati di questa terra. L'inizio della Grande Guerra viene ricordato in molti luoghi di un Veneto che soffrì e offrì tante vite di suoi giovani. A Nervesa della Battaglia nascerà un ufficio turistico con postazioni multimediali e la pianta dei tanti luoghi che sono stati testimoni del conflitto, come il Sacrario sulle colline del Montello, oggi chiuso nonostante la ricorrenza, o il Sacello, dove cadde l'aereo di Francesco Baracca. È un ricordo molto vivo per i cittadini di Nervesa, tanto è vero che la nostra amministrazione dà un peso molto rilevante a questo evento che ci porterà poi tra il prossimo anno, il 2018, a commemorare appunto il centenario. È proprio una copia fedele dell'aereo SPAD 13 pilotato durante la Prima Guerra Mondiale da Francesco Baracca è esposta da oggi nell'area partenze dell'aeroporto di Venezia. Una copia perfettamente in grado di volare, ricostruita con tecniche e materiali dell'epoca, impreziosita con un frammento di tela proveniente dalla fusoliera di un aereo della 91esima squadriglia a cui Baracca apparteneva. Ma questo è un giorno che tutto il Veneto non dimentica. Il Piave, il Feltrino, il Grappa, pezzi di Veneto coperti di lacrime e sangue. Quel giorno che divise moderati e interventisti, come si ricorda bene, a Belluno. Il Partito Socialista già allora scriveva e diceva: state attenti, la guerra è tremenda soprattutto per la povera gente.